ritorniamo in Consiglio regionale dopo 10 anni, quindi un fatto fondamentale, importante, e quindi un grande grazie va a tutta la squadra di tutte le province del Veneto per averci fatto raggiungere questo risultato. Grande Eric Pasqualon, più di 4.700 preferenze, ma un'altra cosa molto carina è che è stato il primo comune come numero di elettori che sono andati a votare. Questo significa che dove c'è una presenza della politica in mezzo e tra la gente, c'è anche gli elettori vengono, le persone vengono. Credo che questo sia il grande monitor che dovremmo fare a tutti noi rispetto al fatto che sono andati a votare solo il 44% dei nostri cittadini. Non c'è dubbio che ieri nel primo pomeriggio già si sapeva che c'era Alberto Stefani, presidente della nostra regione Veneto. Dopo chiaramente si è aspettato, perché correttamente e giustamente, quando il dato era consolidato, chiaramente Alberto Stefani ha fatto la dichiarazione e quindi è diventato il nostro presidente della regione. Però gli exit poll ieri hanno completamente errato, i primi che sono usciti davano dei risultati completamente diversi dalla realtà dei fatti, il che significa un ragionamento che è stato fatto qualche minuto fa, che il territorio, le presenze del territorio, i candidati, i sindaci e i candidati hanno fatto la differenza rispetto a quello che era un dato empirico di un sondaggio, e questo è un aspetto secondo me molto positivo, perché rispetto a qualche anno fa, dove il sondaggio dava un'indicazione ed era abbastanza incline ad essere esatta, oggi il sondaggio non è più tale. Perché? Perché i candidati e il territorio fanno la differenza, e questo aspetto è una considerazione di un'attenzione che i nostri elettori, che i cittadini stanno dando verso chi li rappresenta in mezzo e tra la gente, passatemi in questo contesto. E quindi purtroppo, nonostante che il partito di maggioranza assoluta sono quelli che sono andati a votare, quindi una riflessione importante la dobbiamo fare rispetto a questo, però l'altro aspetto è chi c'è nel territorio che ha portato a casa il risultato, senza nulla togliere uno. I sindaci abbiamo visto che hanno fatto tutti grandi risultati, i consiglieri, chi è presente nel territorio, l'amico Roberto ha fatto un grande risultato, e credo che questa sia la grande differenza di questa tornata elettorale. Uno, la maggioranza assoluta che non va più a votare in Veneto, non dalle altre parti, e questo è un qualcosa che dobbiamo cominciare a ragionare a livello nazionale per raggiungere l'obiettivo. Ma poi un dato positivo: dove c'era la politica, cioè la persona che ha interpretato la politica nel territorio, c'è stato il risultato, e questo va fatto i complimenti a tutti i candidati e a tutte le persone che hanno raggiunto questo obiettivo. E quanti giovani che entrano, a partire appunto dall'esponente dell'UDC, il sindaco di Carmignano. Questo è bellissimo, che significa, dal nostro presidente a Roberto Maccato, che è ancora un ragazzino, voglio dire, a tutti i nuovi entrati, la verità, a tutti i nuovi entrati, che è un consiglio regionale che è completamente diverso da prima, ed è un consiglio regionale che questo giro peserà rispetto alla giunta e al presidente stesso. Allora, e questo è un aspetto di democrazia fondamentale e importante per tutti noi. Sarei per cambiare in primis la legge nazionale, ritornare a un proporzionale con preferenze, con premio di maggioranza, perché dobbiamo far ritornare noi cittadini, gli eletti, noi parlamentari. Per il 90% siamo dei fantasmi, perché rispondiamo al leader di turno, qualunque esso sia, qualsiasi esso sia, e noi cittadini dobbiamo ritornare con una legge elettorale, con preferenze, proporzionale, con premio di maggioranza, indicazione del premier, quindi non voglio dire, quindi governabilità, però con presenza del territorio, perché sennò io, e ringrazio chiaramente, sono stato eletto nelle Marche, Ancona, Pesaro, Urbino. Si mi facevano nel mio territorio di Padova, mi confrontavano con qualsiasi, se ero bravo prendevo le preferenze, se non ero bravo mi mandavano a casa, ed è giusto che sia così, perché io rispondo ai miei cittadini, al mio territorio, e credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali, ed è una battaglia che purtroppo è
segretario prima che senatore, prima che ex sindaco del territorio, prima Mortandello ha detto, diciamolo pure, il Parlamento, cioè quelli che poi decidono, in realtà lo decidono 6 persone, lei una delle 6 al prossimo giro. Io per quello come segretario. Per quello che ci riguarda, il nostro obiettivo è quello che ho appena detto: proporzionale con preferenza, premio di maggioranza, indicazione del premio. Siccome poi non abbiamo la memoria corta, la cito perché in un'intervista preelettorale lei ha detto: noi quando andiamo a Roma siamo bravissimi perché siamo preparatissimi, i veneti sono sempre bravi, però non facciamo bene gli interessi del Veneto. Lo conferma ancora oggi, visto che la questione meridionale è entrata nell'urna? Lo confermo ancora oggi, noi siamo i più bravi di tutti, siamo i più invece incapaci di tutti di fare squadra. La squadra significa metterci tutti insieme quando è ora di portare a casa un obiettivo per il nostro territorio, per i nostri veneti, e qui dobbiamo capire, noi abbiamo questa capacità purtroppo, grandi lavoratori, siamo veloci eccetera eccetera, però abbiamo questa negatività che è quella che non riusciamo tantissime volte a far squadra per portare a casa gli obiettivi che il nostro Veneto ci chiede, ma questo a tutti i livelli, politica, imprenditoriale, associativo eccetera eccetera. Abbiamo un po' questo aspetto, passatemi il termine, del campanile, no? Ma in senso buono nel caso specifico. Abbiamo tantissimi pregi, perché su questo grandi lavoratori ci siamo eccetera, però abbiamo come tutti tantissimi difetti. Uno dei peggiori è quello che non riusciamo a far squadra nel raggiungimento degli obiettivi strategici per il nostro territorio. Perché quando si va a Roma l'individuo soccombe al partito, lo possiamo dire? Dobbiamo imparare, secondo me. Leggere qualche particolare, De Poli, qualche curiosità dietro il voto, oltre al rientro ovviamente dopo 10 anni dell'UDC in Consiglio regionale? Ogni campagna elettorale ha la sua specificità, che non si può dire che sono una uguale all'altra. Questa è stata una campagna elettorale corta, tarata da una situazione di mesi, un po' di aspettativa rispetto alle candidature, in modo particolare quelle dei presidenti, quindi una campagna corta da questo punto di vista, e chiaramente nei territori ci sono state delle novità importanti che nessuno si aspettava oggi rispetto a eletti, non eletti, percentuali, non percentuali, e credo che questa sia una delle considerazioni che oggi dobbiamo assolutamente fare. È chiaro che comunque la legge regionale è una legge che è una legge proporzionale con preferenze, con l'indicazione del premio rispetto a un contesto di una coalizione, e su questo molti dicono: ma ha preso tante preferenze ma non è passata. Però purtroppo serve il quorum. Ci sono 3 aspetti della legge regionale. Il primo, quorum regionale. Se uno ha il quorum regionale significa tot seggi, poi si va alla provincia che si prende più voti. Se c'è il primo vai al secondo aspetto, se c'è il secondo aspetto vai sul terzo. Quanti seggi sono scattati in quella provincia rispetto al quorum regionale, vai al terzo e vedi il primo e il secondo che hanno preso più preferenze. Quindi su questo è fatta in modo tale che ci sia questa scaletta, quindi tante volte scatta uno con meno preferenze su un partito, però ne è scattato uno, non ne sono scattati 5, 6 in tutta, 7, 8, 10, 20 in tutta la regione. Quindi non la chiamiamo ingiustizia, dice lei, al di là di questo meccanismo lo chiamiamo anche pluralismo. Se vogliamo parlare della Camani, che ad esempio che è venuta fuori qui, l'errore secondo me è stato del centro-sinistra. Io se fossi stato centro-sinistra avrei messo un candidato forte in contrapposizione al candidato del centro-destra e portava avanti i voti del centro-sinistra e si portava a casa sia il consigliere con uno che ha fatto politica per 5 anni e anche il secondo, perché scattava anche il secondo, così. Questa è un'opinione, chiaramente. Così mettere una persona, è una persona che sicuramente è una persona seria, io non ho niente da dire al candidato Manildo, però fa la fine di tutti i candidati degli ultimi anni del centro-sinistra che dopo si perdono perché non sono strutturali alla sinistra. Quindi lei dice candidandola alla presidenza del Veneto, dice lei, in modo che lei andava a coprire perché lui quel posto, viene eletto consigliere. Io se fossi dall'altra parte avrei fatto un ragionamento strutturale per prepararmi al prossimo futuro, e quindi con un candidato bello, brutto, nel senso non fisicamente ma da un punto di
di vista chiaramente politico, che può dare però rispetto al proprio elettorato un consenso importante, non qualcosa dall'esterno. Ecco, io credo che la differenza sia questa. Alberto Stefani è un candidato che è il segretario regionale, o come si chiama, della Lega, purtroppo regionale della Lega, e vice segretario nazionale, quindi di partito, non è uno che viene fuori dal mondo. Io credo che anche all'interno delle elezioni servano mettere delle persone che lavorano all'interno dei nostri, oltre alla società civile, dei nostri partiti.